È la prima pietra, una posa dai molteplici significati, a cominciare dal fatto che questa di Marghera non sarà una piscina qualunque. Come tutte le piscine comunali, sarà il nuovo centro di incontro di una società che da tempo immemore si era battuta per averla e ora c'è riuscita. L'insegna del cantiere in Via delle Macchine. Recuperiamo questo rapporto che la città per molti anni non ha mai avuto con Mestre, con Venezia, e per cui si ricostruisce una cerniera, insomma, che collega l'abitato di Marghera con Mestre da una parte e con Venezia dall'altra. Le ruspe già al lavoro per un impianto che prevede 2 vasche, un centro fitness e 3.000 parcheggi interni ed esterni all'area. Tempo stimato per la realizzazione 1 anno e mezzo circa. Un'area che noi definiamo di interazione tra Porto Marghera e la città. Un'area che è stata lasciata abbandonata da molti anni, la recuperiamo a piscina, è un intervento piccolo ma significativo perché pensiamo alle famiglie, ai bambini. Complesso che si attendeva da anni e la cui ubicazione veniva sistematicamente spostata, così dalla banchina dei Molini al centro finché non si è trovato l'accordo definitivo. Di questo voglio ringraziare Fincantieri perché poi qui in fianco ci sarà un investimento su un parcheggio, cioè noi cerchiamo in qualche modo che dentro tutto lo stabilimento di Fincantieri si possano efficientare gli spazi e quindi di conseguenza vengono efficientati anche gli spazi esterni. Tra i presenti il numero 1 degli industriali di Venezia, Vincenzo Marinese, con il presidente dell'autorità di sistema portuale, Pino Musolino. C'è tutto un rapporto con l'autorità portuale positivo, con cui stiamo lavorando in silenzio per trovare la nuova dimensione di Marghera, perché in questo momento stanno arrivando moltissimi investimenti, ci sono interessi incredibili da tutto il mondo per venire a investire qui e noi siamo contenti perché, lo dico ai giovani, questa è la terra dove potete vivere.